Lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno, oggi abbiamo con noi un produttore d'eccellenza lattiero-casearia, Brazzale, azienda veneta per la precisione di Gianè, di espansione ormai mondiale nel campo caseario da almeno 8 generazioni. La famiglia Brazzale produce e commercia burro tra l'altopiano di Asiago e la pianura vicentina già nel 1790. Da allora sono passati oltre 230 anni e Brazzale ha compiuto tanta strada da Gianè. Nel 2000 amplia quella che nel frattempo è diventata una società per azioni in Moravia, Repubblica Ceca, creando una filiera ecosostenibile che nel 2010 conterà 75 fattorie e 15.000 capi su circa 100.000 ettari di terreno. Nel 2009 inizia ad allevare i suoi bovini al pascolo in Mato Grosso do Sul in Brasile, realizzando il progetto Silvipastoril. Oggi abbiamo con noi Roberto Brazzale per parlare degli argomenti intorno ai quali ruotiamo di solito: globalizzazione, globalismo, sovranità alimentare e sovranismo, e soprattutto il diritto a emanciparsi dal determinismo alimentare. L'acquirente ce l'ha, può decidere di mangiare oggi russo, domani italiano, dopodomani francese. Perché fatichiamo a riconoscere questo diritto al produttore quando voglia usare delle materie prime non italiane per lavorarle all'italiana? Roberto, ciao, buongiorno. Ciao Gemma, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. La tua domanda inizia subito ad entrare nel vivo. Sì, è una bella domanda. In realtà dipende da settore a settore, da prodotto a prodotto, e noi teniamo degli atteggiamenti che molto spesso sono schizofrenici, perché in realtà il produttore ha il dovere di cercare in ogni momento le materie prime ideali per riuscire a realizzare il prodotto migliore da offrire al consumatore o ottenerne il gradimento. Dunque, qualsiasi autolimitazione che ci si imponga è un fattore negativo, in primis per il consumatore. E dunque, posso dire che oggi noi in realtà, se dovessimo limitarci alle materie prime di origine italiana, nel senso dei prodotti agroalimentari, o meglio, prodotti agricoli che poi vengono trasformati in prodotti alimentari realizzati sul nostro territorio, lasceremmo senza cibo almeno metà della popolazione nel caso della pasta, un buon 20-25% nel caso dei prodotti lattiero-caseari e così via. Dunque, in questo campo credo che sia da fare chiarezza, e io spero che questa mattina sia un'occasione buona. Mi è piaciuto quello che hai detto, perché è una curiosità che ho io da persona che non sa, e quindi chiede a te produttore, a voi produttori, ma secondo me ce l'hanno anche tanti che magari ci ascoltano e in generale. Quando diciamo che le materie prime interne non bastano per la produzione, noi intendiamo una produzione
soltanto italiana o anche quella che include l'export? E in questo caso aggiungo una domanda: perché faticano le persone hanno l'orgoglio del Made in Italy, però diciamo stentano ad accettare che per esistere questo Made in Italy, cioè questo orgoglio della produzione italiana, a prescindere dalla materia prima, Roberto, bisogna però esportare? Cioè, perché ragionano sempre in termini, come posso dire, non ombelicali, ma comunque incentrati sull'Italia all'interno del confine italiano? Perché se noi siamo bravi a fare cibo, esportarlo significa dimostrare agli altri che siamo bravi, guadagnare come Italia con quel cibo. Quindi vorrei capire questo, se la materia prima che non basta, quando non basta per la produzione italiana o per una produzione italiana e da esportare anche. Allora, noi italiani abbiamo il più straordinario patrimonio del mondo in termini agroalimentari, quello che si definisce il food. Dunque, ed è così straordinario proprio perché l'Italia in realtà è composta da moltissime realtà diverse, eterogenee, con climi diversi, si va dalle Alpi alle Piramidi, abbiamo tradizioni storiche completamente diverse, ricchissime. Dunque, noi abbiamo ereditato un patrimonio straordinario che nessuno mette in discussione. Gli italiani sono i più forti al mondo in assoluto e considerati come tali, apprezzati come tali in termini di produzione di cibo. Dunque, il ruolo del food, dell'industria alimentare in Italia, è un ruolo che non è soltanto limitato a sfamare la popolazione nel migliore dei modi, cioè l'autosufficienza alimentare, ma è soprattutto una straordinaria leva di produzione di ricchezza. Il nostro paese è un grandissimo esportatore, pensiamo al vino, ai formaggi, a moltissimi prodotti. Dunque, se noi rinunciassimo a questa opportunità diventeremmo tutti molto più poveri, ma il punto è che noi stiamo rinunciando ad una grandissima opportunità e non ce ne accorgiamo, perché i dati sull'export, pur essendo buoni, sono di molto inferiori a quelli che potrebbero essere se noi considerassimo l'Italia come una grande portaerei, una specie di grande laboratorio dove non solo elaboriamo le nostre materie prime, quelle realizzate sul nostro territorio, che sono deficitarie per una questione strutturale, perché il nostro è un territorio meraviglioso, ma è molto montagnoso ed è molto difficile da coltivare. Pensiamo che l'Italia, gli italiani hanno una superficie agricola pro capite disponibile che è metà di quella dei francesi e metà di quella degli spagnoli, per esempio, ma che contemporaneamente sono i più grandi esportatori in termini potenziali. Dunque, noi se apriamo la nostra mente alla creazione di materie prime che andranno ad aggiungersi a quelle italiane e andranno a valorizzare anche quelle italiane fuori dai nostri confini, nei luoghi ideali, noi potremo potenziare ulteriormente una capacità di trasformazione che è teoricamente illimitata. L'unica limitazione che soffre è quella che ci diamo noi stessi in modo autolesionistico, volendo a tutti i costi limitare o accettando la logica di corporazioni che vorrebbero limitare il Made in Italy, cosiddetto Made in Italy, al prodotto alimentare che è derivato da materia prima che è realizzata sul nostro territorio, che poi, se andiamo a vedere, è realizzata con materie prime molto spesso che vengono dall'estero, perché le catene internazionali del valore, che sono la cosa più bella del mondo, ed oggi in pieno clima di guerra riusciamo a capire cosa sia, che meraviglia sia lo scambio libero tra i popoli, senza carri armati, senza muri, senza fili spinati. Beh, questi scambi ormai sono diventati talmente estesi che le catene internazionali del valore sono ovunque. È tecnicamente impossibile che ci sia un prodotto realizzato in Italia in purezza. Perché tutti i nostri prodotti sono, grazie a Dio, risultato di meravigliose combinazioni di fattori. Se vuole le faccio anche un esempio. In Italia noi abbiamo un'azienda agricola qui vicino a Vicenza, nella quale realizziamo del latte per fare un prodotto DOP, cioè prodotto DOP italiano. Dunque, più considerato Made in Italy di così non si può, ma come lo realizziamo? Allora iniziamo a coltivare il campo con un trattore John Deere,
americano che ha le gomme Scusami Roberto, voglio introdurre bene questa cosa che mi stai per dire, che addirittura tu nel 2017 hai organizzato il convegno con un titolo provocatorio, però si sa che poi questa affermazione fa il peso con quella che abbiamo dall'altra parte. Il titolo provocatorio: il Made in Italy non esiste. Questo convegno che tu hai tenuto a Tutto Food, e hai posto appunto questa questione che è estremamente interessante e sensata, cioè non esiste un Made in Italy declinato in purezza. Quindi Esatto. parlacene, spiegaci perché, secondo te. Come sto spiegando, in realtà è appunto una combinazione, sempre una combinazione di fattori. Dunque, noi coltiviamo il terreno per realizzare dei cereali da dare, degli alimenti da dare al bestiame, e lo facciamo con macchine, con carburanti, con attrezzature e addirittura con operatori che sono stranieri, e lo facciamo arrivando ad alimentare il bestiame. E poi cosa facciamo? Lo mungiamo con una sala di mungitura tedesca, gli mettiamo un podometro per la salute israeliano, il latte lo mettiamo in una vasca refrigerante francese o belga, e viene a prenderlo il nostro camion, che è un Volvo, che è guidato da un bravissimo operatore bosniaco. Dimenticavo che i mungitori sono dei fantastici nostri collaboratori albanesi, e il latte arriva in caseificio, dove il nostro casaro, che è un serbo, lo riceve, lo mette nelle caldaie, nei doppi fondi. Il caglio è danese e il gas per riscaldarlo è algerino, e avanti di questo passo. Dunque, alla fine, vedete che in realtà non è importante che ci sia una purezza che è tecnicamente impossibile, che è assurda. È importante che ci sia la combinazione di fattori che sono un mix di fattore umano, di cultura e di fattore territoriale. E noi siamo convinti che per valorizzare e per dare l'opportunità non solo di avere prodotti migliori, che questo è la cosa più importante, ma anche di dare maggiore ricchezza agli italiani, opportunità di maggiore reddito, si debba concepire il Made in Italy in questo senso. È anche più corretto, perché in realtà sarebbe un po' ingannevole oggi questa definizione, perché se senza soia brasiliana e americana non esisterebbe il latte italiano. Senza mais, che fra l'altro viene molto spesso importato per sopperire non solo ai deficit, ma anche ai problemi magari del mais locale, altrettanto sarebbe molto difficile realizzare il latte italiano. Per cui non è quello l'aspetto importante. L'impressione che ho io è che, allora, questo è il problema, no? E tu lo poni in modo decisamente preciso e sincero. Allora, da una parte, no, c'è la reazione di rifiuto, cioè c'è chi dice: allora, se è così, io andrò a cercare qualcosa che sia veramente made in Italy in purezza, fatto al 100%, cioè molti chiedono una maggiore chiusura. Invece il tuo atteggiamento è quello di chi accetta che viviamo in una società che, piaccia o non piaccia, ma magari può anche piace, è una società globale di fatto, quindi il nostro confine non è più il comune, ma è diventato man mano la provincia, la regione, la nazione, il continente. Addirittura, pensando a Elon Musk, possiamo dire che ormai neanche la Terra è il nostro confine, e queste sono possibilità che ci sono di fatto e che hanno cambiato le carte in tavola. E noi di solito suddividiamo: da una parte mettiamo i progressisti, che sarebbero i globalisti, dall'altra i sovranisti e che sarebbero i tradizionalisti di destra, quelli che sono per il localismo duro e puro. Però in realtà questa possibilità, cioè mi interessa far capire che non è neanche una questione politica ideologica, perché questa possibilità di produzione extra locale appartiene comunque alle legislazioni ordinarie, perché è vero che c'è il DOP che impone che tutte le fasi della produzione siano collegate al territorio, però ci sono tanti IGP, per esempio, penso alla Bresaola, che permettono invece che la materia prima sia anche straniera, proprio perché riconoscono come italiani la lavorazione e il luogo in cui la lavorazione avviene. Tu diciamo che rappresenti, o meglio, sei proprio all'interno di questa situazione, perché tu produci l'Asiago DOP, vendi il grana padano DOP, che sono appunto prodotti secondo il disciplinare rigorosamente localista, per quanto ci siano le contraddizioni che tu ci hai esposto prima. Però poi produci il tuo Gran Moravia
con il latte della Repubblica Ceca, insomma è un formaggio che viene poi stagionato in Italia, poi allevi i tuoi animali in Brasile, insomma io ho l'impressione che tu colga senza chiusure, anzi con grande apertura, tutte le possibilità che questi tempi offrono. Però questo non significa per te dare un calcio al passato e alla tradizione. Allora ci spieghi cosa ti ha spinto, ecco, diciamo, a sperimentare la produzione locale ma anche extra locale? Beh, innanzitutto per fare il prodotto migliore. Noi siamo andati in cerca dopo che ci è stato reso possibile dall'evoluzione storica dei tempi, siamo andati nelle regioni dove pensavamo si potesse fare il latte migliore. Guardate che la vacca ha bisogno di fresco, è un animale che rende il meglio quando le condizioni climatiche sono ottimali, e le condizioni italiane per la vacca non sono le migliori. L'estate è troppo caldo, l'indice che si usa è quello del THI, cioè il mix tra temperatura e umidità. Ecco perché il latte realizzato al di là delle Alpi, per cui un clima più fresco, più settentrionale, è un latte mediamente migliore, perché il bestiame sta meglio e i foraggi sono più sani e sono più, sono migliori anche per la qualità organolettica del latte. Tanto è vero che quando noi abbiamo iniziato a fare la prima forma di Gran Moravia, 20 anni fa circa, dopo milioni di forme di grana padano fatte in Italia, nei nostri caseifici italiani dagli anni 50, noi la prima forma fatta lì era già migliore di tutte le altre fatte in Italia. Dunque io ho il dovere, ma non solo il dovere, ho anche uno stimolo mio e una sfida anche intellettuale. Io voglio essere protagonista dei miei tempi, non dei tempi antichi. E poi la tradizione non è ciò che sta fermo, la tradizione siamo noi, la tradizione è quello che faccio io, non è l'istituzione consorzio o l'istituzione DOP. Le DOP sono istituzioni e come tali tendono a frenare la fantasia imprenditoriale. Noi invece imprenditori dobbiamo essere dei creatori, e per creare bisogna anche combinare in modo nuovo, in modo diverso i fattori produttivi. Dunque, se noi oggi pensiamo a come tradizionale la pittura impressionista, ma gli impressionisti quando sono apparsi erano considerati dei disgraziati, dei distruttori, e così via. Beethoven, quando eseguì la prima volta la sua nona sinfonia, fu fischiato perché era considerata musica ineseguibile, orribile, perché non seguiva la tradizione. Ma la tradizione è un processo, non è uno stato. Dunque oggi noi possiamo fare i prodotti migliori e possiamo fare i prodotti più sani, possiamo essere anche ad impatto ambientale molto più virtuoso, e questo è un dato fondamentale. Quando io ho 8-10 gradi di meno di temperatura durante l'estate per 2-3 mesi estivi, io sono sicuro che il mio bestiame sarà molto più sano, i miei foraggi saranno molto più buoni, e tanto è vero che i prodotti risultano migliori. E questo è il mio dovere, perché io devo offrire qualcosa al consumatore che il consumatore nemmeno immagina. Se noi avessimo avuto le DOP dei telefoni fissi, non sarebbe mai nato il cellulare. Se avessimo avuto le DOP delle candele, non sarebbero mai nate le lampadine, capisci? E dunque io ritengo di aver adempiuto al mio dovere quando ho inventato qualcosa che prima non esisteva secondo la tradizione, come facevano i nostri nonni. I nostri nonni hanno iniziato a fare il grana padano nella pianura veneta quando nessuno sapeva nemmeno cosa fosse, negli anni 50, e alla fine dell'Ottocento sono scesi dall'altopiano di Asiago e sono venuti qui a Tiene, era centro dei mercati, perché c'era la ferrovia, tutto si muove. Qui è una specie di dialettica fra la vita e chi ha paura della vita. Noi non abbiamo paura della vita e noi vogliamo interpretarla nei modi straordinari che oggi i tempi consentono, perché questo significa fare l'interesse del consumatore. Poi il consumatore scelga, ed è giusto che scelga, ma deve essere informato, non solo informato di ciò che faccio io, ma di ciò che è realmente il cosiddetto Made in Italy. Solo dopo può scegliere in modo consapevole. Sì, infatti l'impressione che ho io è che ci sia una informazione, una comunicazione un po' a senso unico, diciamo che
Secondo me la democrazia perfetta sarebbe quella in cui tutti possono parlare e poi le persone si fanno un'opinione, valutano quello che hanno sentito dire, cioè sarebbe permettere alle persone di avere un ascolto, prima hai citato la musica, la pittura, appunto un ascolto stereofonico, no? Non soltanto una campana, invece l'impressione è che su tutto ormai si sta un po' imponendo questo ascolto monolaterale, però noi ti abbiamo invitato proprio per questo, perché poi è vero, tu ribalti la situazione, ma anche producendo, tu porti delle innovazioni. Per esempio, mi ha colpito tra le tantissime cose che hai fatto tu, perché sei un imprenditore vulcanico e fattivo. Questa è una cosa molto bella. Hai lanciato il manifesto per la liberazione dai pregiudizi sul burro. Questa è una cosa che io ho trovato stupenda, meravigliosa. Ma un'altra cosa che stai facendo adesso, che mi piace molto da un po', tra l'altro dal 2016, è che tu hai introdotto l'etichetta di filiera. Cioè noi abbiamo da una parte quelli che non vogliono specificare, no, da dove arriva la materia prima, laddove non sia obbligatorio neanche sotto appunto minaccia, perché sanno che fa più impressione sull'acquirente il fatto che una cosa sia tutta italiana. Invece tu con orgoglio, con precisione, anche con delle grandi innovazioni, hai introdotto questa etichetta di filiera. Mi ha colpito che tu addirittura indichi le aflatossine, qualcosa di cui nessuno vuole parlare, sul prodotto finito. E poi specifichi proprio, per esempio, che il Gran Moravia è realizzato nel caseificio di Litovel in Repubblica Ceca, con latte munto esclusivamente nelle fattorie con filiera ecosostenibile della Gran Moravia in Moravia, che però è stagionato e confezionato in Italia. Insomma, tu specifichi ogni passaggio e quindi in qualche modo tu sei l'innovazione. Ci spieghi? Ecco, come, vabbè, un pochino già ce l'hai detto, ma qual è la tua impressione quando tu incontri i clienti e soprattutto anche se non incontri i clienti, ma in termini proprio di vendite, questa cosa secondo te piace? Perché a me, per esempio, da acquirente piace, io direi, cavoli, che piglio. Guarda, stiamo vivendo i tempi più belli di sempre. Se immaginiamo che oggi ciascun consumatore ha in mano uno smartphone, e io quando ho realizzato questo e quando ho cominciato a vedere i primi QR code mi sono detto, ma caspita, ma ormai quelle indicazioni di cui siamo obbligati per legge da indicare sulla confezione sono vecchie come dei geroglifici di una tomba dei faraoni egiziani, perché con un QR code si può aprire un mondo di informazioni al consumatore che prima era impossibile dare. E siccome noi siamo orgogliosi della nostra filiera, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, non vediamo l'ora che i consumatori e il pubblico veda la bellezza di queste realizzazioni. Abbiamo avuto l'occasione di far vedere addirittura con dettaglio fotografico ciascuna delle aziende agricole che è nostra fornitrice, ma è logico che devono essere in condizioni che risultino poi apprezzate dal consumatore. Se tu hai stalle in mezzo alle zone industriali, in mezzo alle autostrade, le città, le zone urbanizzate, in mezzo all'inquinamento, sicuramente non le farai vedere, ma perciò questa trasparenza significa anche forza di essere convinti che il proprio modello è un modello straordinario, che si è cercato di costruire proprio nel modo migliore, facendo le cose dove riescono meglio. Io quando ero produttore di grana padano ero sempre un po' complessato da un aspetto, che io in realtà non indicavo da dove veniva il prodotto, perché la pianura padana è lunga 450 chilometri, non c'è nessuna precisione, e nella pianura padana ci può essere Seveso, ci può essere Porto Marghera, possono essere zone urbanizzate, inquinate, capisci? Dunque oggi abbiamo la possibilità di essere trasparenti in modo addirittura con dettaglio straordinario, e così la filiera ecosostenibile abbiamo voluto realizzarla con numeri, non con chiacchiere. Non esiste sostenibilità. Oggi la parola sostenibilità è la più odiosa che esista, perché tutti ce l'hanno in bocca, ma tutti ce l'hanno in bocca molto spesso a sproposito. Non c'è sostenibilità senza parametri, e noi abbiamo creato dei nostri parametri. Guarda che noi siamo troppo abituati ad aderire
diciamo a formule che ci propone lo Stato, l'Unione Europea, ma noi in realtà abbiamo fatto nella nostra libertà un nostro standard, e questi standard non li comunichiamo in questo modo, a partire dall'assenza di aflatossine, che è possibile solo in climi più freschi, al di là delle Alpi, altrimenti i foraggi soffrono di stress idrici. Dunque tutto questo noi lo comunichiamo con entusiasmo, non in virtù di un obbligo, ma in virtù di non solo un piacere, ma di un orgoglio di aver fatto qualcosa che vogliamo mostrare a tutti i consumatori. Allora, infatti, volevo che io sto cercando di far capire che le cose sono sempre un po' più complesse di come vengono poste, non è bianco e nero, no? Ci sono delle intersecazioni, non ci sono in tutti, però per esempio in te ci sono. Quindi a me piacerebbe, secondo te è così, è giusto quello che penso io, cioè che oggi come oggi industriale e artigianale sono due complici che forse non sanno di esserlo, cioè uno serve all'altro. Anche questa visione estremamente aperta nei confronti del futuro paradossalmente tutela invece la conservazione delle cose migliori del passato, perché di solito invece si racconterebbe un imprenditore come te come un globalista, punto. Invece non è così. Per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito è che tu nel 2017 avevi introdotto il baby bonus, cioè una mensilità in più per ogni bimbo nato appunto ai lavoratori mentre lavoravano presso di te. Anche il cosiddetto livello carbon neutral, cioè tu non usi questa etichetta così ecosostenibile in questo modo, diciamo, vago e vaneggiante che spesso sentiamo anche in bocca a personaggi come Greta e simili. Cioè tu hai effettivamente compensato le emissioni produttive che sono inevitabili piantando 1,5 milioni di alberi. Quindi è come se tu non volessi derubare, ho avuto questa impressione, il lavoratore della sua vita, il pianeta del suo benessere, però non usassi queste come formule, tu non dici nulla e lo fai. Ma guarda, l'imprenditore non è tale se non è continuamente come il filosofo, deve essere maledetto del pensiero, cioè in ogni momento devi dire ma cosa posso fare di nuovo? E noi abbiamo delle opportunità straordinarie oggi, per cui noi non vogliamo in nessun modo aderire a modelli burocratizzati che molto spesso sono anche finanziati con denaro del contribuente, nei quali non crediamo. Dunque noi ci siamo piantati i nostri alberi, e li abbiamo piantati a mano, fra l'altro, mica io e i miei fratelli, ma ovviamente con il personale, ma sono alberi che sono lì, chiunque vuole va a vederseli, e coltiviamo questa foresta e calcoliamo ogni anno qual è il bilanciamento delle emissioni che abbiamo in tutto il mondo. Ma è facile, forse è troppo facile, probabilmente alla politica, ai sindacati, alle istituzioni interessano modelli dove è necessaria l'intermediazione. Ecco, invece noi pensiamo che il produttore possa immediatamente interloquire con il consumatore senza bisogno di altri. Dunque tu parlavi di artigianalità. Cos'è l'artigianalità? È il rapporto che esiste fra il prodotto che si sta realizzando e la sensibilità dell'uomo. E noi siamo strettamente artigianali, perché come facciamo il Gran Moravia noi? Lo facciamo in doppi fondi da 1000 litri, esattamente come chi ne fa 6 forme al giorno. Noi ne facciamo 1000 al giorno, ma sono tutte fatte artigianalmente. Cos'è che diventa, possiamo dire, industriale? Semplicemente la dimensione, semplicemente il numero di pastasciutte che fai, sì. Ma resta sempre una pentola con cui fai una pastasciutta per 5 persone. Allora, questa artigianalità è il nostro patrimonio e noi difendiamo, non solo difendiamo, ma attingiamo anche all'artigianalità e sosteniamo, per esempio, nelle malghe dell'altopiano oppure in altri caseifici, altri piccoli caseifici, dei quali vendiamo i nostri prodotti nella nostra catena di vendita al dettaglio, che ormai ha 1,5 milioni di consumatori, di clienti. Noi sosteniamo perché sono la nostra ricchezza ed è la varietà, la ricchezza dei formaggi. I formaggi si fanno con latte, caglio e sale. Ma scusami Gemma, ma con questi 3 elementi il latte è talmente complesso, è talmente integrato con il territorio da cui esce, con le caratteristiche complessive di produzione, che tu puoi declinarlo in migliaia, infinite diverse versioni. Ed è questa bellezza. E questa bellezza viene negata dall'istituzione che applica i disciplinari, perché i disciplinari sono
fermare il modo cristallizzano un modo e chiedono di fare le cose sempre in quel modo. Poi ci sono le contraddizioni che tu hai evidenziato prima. Noi purtroppo, Roberto, dobbiamo chiudere perché non abbiamo tantissimo tempo, però io sono convinta che già siamo riusciti a far capire sia che esiste una terza via, che è la tua, e io ti ringrazio per averci spiegato cose che ci aiutano a capire qual è molto spesso l'atteggiamento che c'è dietro una scelta che apre un pochino le braccia alle possibilità che ci sono del presente e che poi sono quelle del futuro. Io ti ringrazio veramente, grazie, e chiudiamo la trasmissione. Ringrazio i radioascoltatori e chi ci ha guardato in TV, e ci vediamo sabato prossimo con una gemma in cucina. Ciao! Avete ascoltato